Daydream, anticipazione episodio 131. Jeanne e Sanem, amici e soci in affari. Jeanne e Sanem raccontano ai rispettivi fratelli di aver chiarito le cose tra loro. Anche Deniz è presente alla conversazione tra le due sorelle. Jeanne dice a Mirré che ora può guardare Sanem negli occhi, che possono essere amici e che l'amore tra loro non ha portato alcun beneficio, ma almeno Sanem ora può fidarsi un po' di lui. Anche Sanem fa un discorso molto simile a Leila e Deniz. Mihriban e Aziz si recano dall'uomo che ha inoltrato la denuncia per le creme di Sanem e vorrebbero spiegazioni. Lui dice che si vedranno in tribunale e poi in serata si incontra con Egit, a cui dice che per risolvere tutto deve spaventarli ben bene. Intanto Yuma è a cena a casa Edin e sembra ben integrata col resto della famiglia. Stanno festeggiando il nuovo lavoro di Mirré, ma Yuma non è contenta. Poi vede delle scarpine da neonato e inizia a fare domande, ma il figlio le dice che stanno solo pianificando di avere dei figli. Yuma confessa di non essere pronta a essere chiamata nonna. Alla sera Jeanne legge ancora una parte del libro di Sanem. Nello stesso momento Sanem scrive e riflette in giardino. Ha preparato un piccolo regalo per Jeanne, che come ha scritto nel biglietto che lo accompagna, non può sostituire la barca ma può essere una piccola consolazione. Jeanne apre la scatola e scopre un piccolo origami, una barchetta blu. Muso telefona a Sanem e l'avverte che Mihriban sta interrogando tutti. Sconvolti per quanto accaduto e dal pensiero che loro non si prendano cura della sua terra in modo adeguato, la donna pensa alla casetta bruciata, alla questione delle creme ed è tesa per il fatto che in tanti anni la polizia non è mai andata lì. Arrivano anche Jeanne e Sanem e Mihriban propone un giuramento di fedeltà al quale tutti partecipano e nel quale promettono di rimanere uniti per amare la lealtà, l'amicizia e la natura, per gli amici che si prendono cura l'uno dell'altro. Tutti prestano giuramento davanti al cielo. L'agenzia tiene un incontro per prendere decisioni sulle creme, poi tutti danno una mano a Sanem nella preparazione delle stesse. Sanem è molto commossa per tutto questo. In seguito, l'uomo che ha fatto causa manda alcuni suoi scagnozzi alla fattoria con intenzioni minacciose, ma i due si trovano a vedersela con Jeanne, che dopo averli messi a tappeto fa vedere loro i documenti che attestano che la crema è di Sanem. Poi Mihriban lo ringrazia e Jeanne dice di aver gestito la cosa con Metin, che ha preparato il documento di registrazione delle creme a nome di Sanem. Più tardi Jeanne esce dalla piscina e proprio in quel momento Sanem arriva poco distante, osservandolo di nascosto. Intanto l'investigatore chiama Jeanne e David scopre che la donna della foto con Egit è Yuma, sua madre. Jeanne la chiama e vuole parlare con lei. Nel frattempo Egit si reca da Sanem e le chiede di parlare. Lui nota che lei ha ricominciato a scrivere, poi si scusa per la proposta di matrimonio. Le dice di aver sentito il bisogno di proteggerla da quando è arrivato Jeanne. Le risponde che non ne ha bisogno, poi vuole accettarsi se la proposta fosse davvero finta e gli propone di non vedersi per un po'. Lui tira fuori il discorso di Jeanne, ma lei gli dice che non è andato via e ora è da sua madre. Jeanne va da Yuma e la accusa di essersi incontrata con Egit. Lei gli dice che il ragazzo è solo e lei se ne sente responsabile da quando Pauline se n'è andata. Jeanne comunque le dice che non ha piacere che incontri Egit. Appena Jeanne se ne va, Yuma avverte Egit che suo figlio sa che loro due si incontrano. Sanem invece mette al corrente Jeanne delle scuse di Egit, ma lui le dice che non gli deve alcuna spiegazione. Alla fattoria, Deren chiede un incontro urgente e chiama Jeanne a gran voce. Durante l'incontro viene comunicato che un buon cliente ha richiesto le creme, ma Sanem dice che non riesce a prepararle tutte da sola. Inoltre l'agenzia ha bisogno di soldi e Jeanne si propone di sostenere tutto con il suo contributo. Ma Sanem non vuole, lui propone di considerarlo come un prestito, ma lei non può accettare, però a sua volta gli propone di diventare socio. Jeanne accetta immediatamente. Per festeggiare i nuovi soci, alla fattoria preparano una magnifica cena a cui partecipano anche Mirré e Leila. Sanem è immensamente felice e Leila chiede al cognato se abbia intenzione di andarsene. Jeanne promette a Leila di non andarsene, qualunque cosa accada, e sottolinea che non farà più arrabbiare Sanem, anche se oramai sono solo soci in affari. Mentre tutti ballano, Jeanne e Sanem rimangono al tavolo e ogni tanto si guardano e si sorridono felici.
Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!